Oggi è una puntata speciale di quelle che chiudono un anno fatto di esperienze, avventure, ma soprattutto di ascolto del territorio. Parliamone ovviamente torna dallo IAL di Aviano. Allora chi meglio dell'amico Loris Pasut, che saluto e ringrazio e ricorderò sempre, il Deus Ex Machina di questo programma, è qui con noi per raccontarci un attimo che aria si respira a pochi giorni dal Natale. Grazie Alberto, gentile come sempre, questa è un'occasione veramente speciale. Ci troviamo al Consiglio Generale della FNP CISL di Pordenone, in un istituto che in qualche maniera è un'emanazione della CISL, lo IAL, l'Istituto Alberghiero. Ci troviamo nell'Aula Magna per la 10ª puntata della nostra trasmissione, che sta avendo veramente un riscontro importante non solo in regione. Ho amici in centro Italia che mi hanno detto che in streaming vendono la trasmissione di Teleferioli. Non ci fa che piacere e quindi come dire, concludiamo con questa 10ª trasmissione l'anno, ma l'appuntamento che vi diamo e che vi daremo poi al termine della trasmissione è per il prossimo, perché abbiamo altre nuove idee, Alberto. Lori, su un fuori programma, perché so che tu non vuoi mai parlare in prima persona, ma secondo te che anno questo qua è stato? Parliamone, ha avuto un grande successo, ma grande successo hanno avuto soprattutto il team degli operatori che in forma volontaria operano quasi quotidianamente sul territorio. E noi l'abbiamo, grazie di questa domanda, perché mi permette di riconfermare questo grande opera di volontariato. Una squadra di 300 persone complessivamente, ma 100 proprio attivisti che, come avete visto, aprono la sede, sono presenti nella sede, quindi un lavoro di squadra che ha dato i risultati verso le persone che a noi si rivolgono perché hanno bisogno di risolvere dei problemi e delle difficoltà. Quindi una trasmissione eccezionale, guardi, contro ogni aspettativa, è stata veramente un successo proprio di riscontro nel gradimento del pubblico. Questo mi fa molto piacere, sarà una puntata frizzante, avremo tanti ospiti, parleremo a 360 gradi anche perché le personalità qui presenti sono davvero tante. La prima è Ferruccio Merisi, lui è l'inventore dell'Arlecchino errante. Andiamo a conoscerlo. Come annunciato, Ferruccio Merisi, l'Arlecchino errante. Ferruccio, l'Arlecchino non si ferma mai e soprattutto porta entusiasmo, allegria e un po' di hilarità anche insomma all'assemblea generale della FNP CISL. Tra altre cose, tra pochissimo vedremo una tua esibizione, un bellissimo spettacolo. No, mia proprio, sì, abbiamo portato uno dei nostri ultimi virgulti, l'attor giovane della compagnia. La regia è tua, dai, diciamo sì, così. Sì. Va lì, vabbè. Siamo qua perché Loris Pasut è un grande reclutatore. Mi aggiravo tra i corridoi della CISL in cerca di aiuto per capirci qualcosa con la pensione, perché come si vede sono di quell'antera lì. L'età avanza ma l'animo resta sempre giovane. Quello veramente, diciamo che l'Arlecchino è nato come peroncino in quel posto e non riesce a toglierselo proprio, quindi niente, mi ha reclutato per questa occasione e anche per altre occasioni future. Perché è un grande, dice che ha una squadra di 300 volontari, ma se vedessi come fa a metterti il sale sulla coda è eccezionale. E così speriamo che in questa che veniva definita la terza età, che a forza di decreti legislativi diventerà la prima, quindi speriamo di dedicarci a questa nuova gioventù. Certo. Ferruccio, passato, presente e futuro di questo Arlecchino, dove vuoi arrivare? Bravo, come dice, finché c'è mondo da esplorare gireremo, no? Perché quello che cerca l'Arlecchino errante è un po' come la pietra filosofale, non la troverai mai, ma quello che conosci mentre la cerchi è eccezionale. Persone, cose, altre compagnie, artisti, è quello. E soprattutto speriamo, no? Un modo nuovo e sempre più popolare di vedere il teatro dappertutto e quindi un pubblico nuovo che usi il teatro per cercare anche lui quello di cui c'è più bisogno e di cui questa occasione di oggi è testimone, la solidarietà. Noi abbiamo tanta bisogno di solidarietà, tutti quanti. Il teatro deve cercare quello e siamo qui per questo. Ferruccio è abituato un po' a pungolare le persone, a conoscere, a esplorare, a metterci un po' il pepe sulla coda. Ecco, qual è stata, diciamo, l'avventura che ti ha maggiormente entusiasmato in tutti questi anni? Bellissima domanda. Vabbè, è stato
una lunghissima avventura di aver creato una compagnia dal niente in un momento in cui per le compagnie indipendenti che sapessero gestirsi come un gruppo cooperativo era difficile. Naturalmente abbiamo avuto anche noi i nostri alti e bassi, le defezioni, le litigate, eccetera, però questa lunga avventura di aver creato un gruppo di professionisti che lavora in modo collegiale, condiviso e solidale, è questo che mi ha dato entusiasmo. Allora, ti dici, allora è possibile incontrare la gente col sorriso, scambiarsi energie e trasmetterla. Questo dunque è Ferruccio Merisi, l'autore, l'inventore dell'Arlecchino errante. Torniamo a parlare però di FNP CISL con il coordinatore, col coordinatore provinciale Davide Battistone, tra pochissimo. Mi piaci sempre più. Ecco, vedete che lo spettacolo sta andando avanti, quello di Ferruccio Merisi, l'Arlecchino errante. Come promesso, Davide Battistone, lui è il coordinatore provinciale della FNP CISL del Friuli Occidentale. Davide, tempo di bilanci, che 2022 è stato, ci ritroveremo poi anche nel 2023, con quale augurio, con quale auspicio? Sì, noi siamo qui come ogni anno a fare un po' il bilancio di tutta la nostra attività, ma siamo qui anche con un'idea di festa, di riconoscimento un po' di tutta l'attività che facciamo quotidianamente nelle sedi e nel territorio. Il bilancio del 2022 è un bilancio positivo per noi perché abbiamo allargato la nostra attività nelle sedi, siamo riusciti a livello regionale ad avere 153.000 appuntamenti presi dai pensionati con le proprie strutture. Siamo riusciti in qualche maniera a dare risposte, come si è potuto vedere anche nelle vostre trasmissioni, a tantissime persone che quotidianamente si rivolgono alle nostre sedi. Quindi abbiamo fatto un po' la sintesi di tutta la nostra attività, abbiamo cresciuto un po' tutta la nostra struttura con 45 nuovi inserimenti, abbiamo fatto la formazione, insomma ci stiamo prestando ad affrontare il 2023, un anno sicuramente ancora denso di incognite, la guerra, il Covid ancora alle ultime cose, adesso anche questa forma influenzale molto pesante che sta investendo tutte le problematiche della sanità, e la sanità diventa una delle questioni, delle sfide più importanti che avremo come sindacato, come CISL, come pensionati, perché la sanità e soprattutto la sanità pubblica deve essere difesa e deve essere un patrimonio universale per tutti i cittadini del nostro Paese. Davide, si parlava di sanità, quali sono le tante richieste che ogni giorno i tuoi operatori si sentono insomma chiedere direttamente dai vostri iscritti? Sì, qui c'è veramente un elemento su cui lavorare molto sul piano sindacale nei rapporti con la Regione e con l'assessore, perché le liste di attesa anche a Pordenone sono ormai inaccettabili. Abbiamo una situazione dove la sanità privata sta crescendo enormemente, molte strutture pubbliche si stanno indebolendo proprio perché il trasferimento di medici, di infermieri eccetera verso le strutture private poi alla fine finiscono per indebolire le strutture pubbliche. Noi come CISL non abbiamo il problema pubblico e privato, siamo in un regime di concorrenza, giusto che ci sia, però un predominio dell'attività privata su quella pubblica penso che sia inaccettabile, quindi lavoreremo in questa direzione con la Regione per fare in modo che sia potenziata la sanità pubblica e che quindi sia in grado di dare risposte ai cittadini e soprattutto alle persone ammalate e pensionati. Davide, noi ci rivedremo sicuramente nel 2023, dovremo ancora pianificare, no, le nostre attività. Ecco, tanti operatori che operano sul territorio in forma del tutto gratuita, volontaria, qual è il messaggio che vuoi rivolgere, visto che siamo ormai vicinissimi al Natale? Il messaggio è considerato che oggi c'è anche uno sciopero separato di CGIL e UIL
è quella che questo Paese ha bisogno di una riconciliazione generale, di un modo di far politica che sia responsabile, che dia veramente risposte. Siamo stufi di un Paese dove tutti che tirano il cappello più in alto per poi vedere che alcune questioni che facevano parte dei nostri obiettivi, come il recupero dell'inflazione sulle pensioni, non venga poi attuato, venga tagliato anche rispetto agli impegni precedentemente presi. Quindi la CISL e i pensionati saranno in campo con le loro battaglie per fare in modo di difendere le pensioni e di difendere lo Stato sociale, che per il nostro Paese è un patrimonio da non perdere. Grazie, grazie davvero a Davide Battistone, e con lui anche chiudiamo questa prima parte di Parliamone, un brevissimo break e poi riprenderemo con la seconda parte di questa trasmissione speciale che chiude il 2022, questa magnifica collaborazione con la FNP CISL del Friuli Occidentale, ascoltando ovviamente tante persone e soprattutto anche la voce di qualche donna, tra pochissimo. Denis Dalla Libera, lui è il nuovo coordinatore della CISL del Friuli Occidentale. Innanzitutto, ecco Denis, l'importanza di avere una costola così importante per il sindacato come quello della FNP, con insomma, la supervisione di Battistone, di Pasuti, tanti che in maniera del tutto volontaria ogni giorno collaborano per portare novità, ma soprattutto anche risolvere dei problemi all'interno proprio del mondo delle pensioni dei pensionati. Hai già detto tanto anche te, la FNP è una categoria di volontari, di persone che lavorano nel territorio e che danno un servizio che altri non danno. Molto spesso si sostituiscono a quelli anche servizi pubblici proprio per cercare di dare degli appuntamenti, per cercare di fare degli investimenti sulle sedi per poter ovviamente essere più vicine ai cittadini, e qui in montagna soprattutto è una cosa molto importante perché dell'isolamento c'è. Ecco, ci troviamo proprio nella sede, lo ribadisco, nella sede dello IALO, un'altra costola importante, no? Come CISL, insomma, ci avete sempre creduto, no? In questa struttura. Certamente per noi è una sede importante, aver fatto una scuola in cui creiamo lavoratori, in cui prepariamo lavoratori. Mi ricordo che 2 settimane fa sono andate anche dal Papa, e quindi per noi è sicuramente un punto di orgoglio della nostra organizzazione, perché ovviamente dobbiamo partire sempre dai giovani, perché solo da lì si può andare a costruire un nuovo mondo migliore. L'Assemblea Generale della FNP CISL è l'occasione anche per parlare di pensioni, per parlare anche di anzianità e di fragilità. Che situazione lei vede all'orizzonte, ma soprattutto ci avviciniamo alla fine dell'anno, un po' il tempo di tirare il bilancio? Noi ovviamente come CISL abbiamo presentato a livello nazionale un'agenda in cui abbiamo espresso tutte le nostre richieste. C'è stata fatta una manovra che va incontro a alcune nostre richieste, ma a molte altre non ce ne sono. Per questo ovviamente noi stiamo cercando di mantenere aperto un tavolo con questo governo perché vengano migliorate. Se poi guardiamo nello specifico nel territorio, è chiaro che noi stiamo vedendo in questo momento una situazione molto delicata, perché ci sono aziende, in particolare quelle più piccole, che sono in difficoltà, ci sono lavoratori che ovviamente non arrivano a fine mese anche per le bollette, ma anche nel settore pubblico ci sono delle difficoltà importanti perché il personale negli ultimi anni si è ridotto in maniera importante e in questo momento abbiamo delle grosse difficoltà a dare dei servizi anche ai cittadini. Allora, io ringrazio Denis per la sua disponibilità, ovviamente avremo altre occasioni per confrontarci con lui. Lei è Giovanna Barbieri, la coordinatrice donne della FNP CISL del Friuli Occidentale. Tempo di bilanci anche per voi, che anno è stato e soprattutto che bilancio possiamo tirare? Come coordinatrice donne dell'FNP di Pordenone mi sono sempre impegnata nella realizzazione di progetti rivolti non solo alle donne ovviamente, ma a 360 gradi. Purtroppo il Covid ci ha bloccate per 2 anni, però abbiamo comunque realizzato delle attività molto interessanti. Quest'anno abbiamo fatto degli spettacoli al Vendramini, uno spettacolo molto interessante con una compagnia teatrale di sole donne, per iniziare di nuovo, diciamo, il nostro percorso. A luglio abbiamo invece organizzato una grossissima manifestazione all'Auco
ed esattamente a Trava, che è un piccolo borgo della Carnia, dove era stato girato questo film che parlava di questi miracoli che avvenivano in questo santuario che tuttora è esistente, e abbiamo raccolto veramente centinaia e centinaia di persone che sono venute a visitare quel luogo, che raccontava questa storia molto interessante di donne che avevano fatto un percorso per portare questi bambini che non erano stati battezzati in questo santuario. Diciamo che poi per un periodo adesso ci siamo fermate, però il nostro intento è quello di proseguire con le nostre attività, sempre rivolte ovviamente sia a donne che a uomini, perché non esiste la donna senza l'uomo e l'uomo senza la donna. E a tal scopo comunque volevo dire due parole a questa signora che ci ha aiutato molto in questo progetto di Trava, che è la signora Bolzan Gabriella, che invito a dire due parole rispetto a questo progetto che è stato veramente molto molto bello. Bene, allora io ringrazio Giovanna e andiamo a conoscere la persona che ha reso possibile tutto questo. Grazie ancora, seguitemi. Ci eravamo lasciati con Giovanna relativamente ad un'iniziativa che ha avuto molto successo. Questa iniziativa, aveva già annunciato la stessa Giovanna, è stata resa possibile da Gabriella Bolzan, lei la collaboratrice Anteas per l'Alto Friuli e residente a Trava di Lauco. Signora, allora è stato possibile tutto questo grazie a lei. Entriamo un po' nel dettaglio di questa manifestazione, di questo spettacolo. Ok, allora io quando è uscito il film Piccolo Corpo, la cui storia è stata appunto sintetizzata da Giovanna, ho voluto immediatamente contattare la regista, che è la Laura Samani, per capire se fosse stato possibile portare questo evento non solo a Trava, ma un po' farlo conoscere anche uno spettacolo itinerante. Ho contattato la regista che gentilmente mi ha risposto in tempi record e siamo rimaste ci siamo salutate con l'augurio di poterla invitare direttamente a Trava per poter presentare il suo film. E così è stato. A distanza di un anno però mi sono chiesta come avrei potuto realizzare questo sogno, che era un mio sogno. Magicamente da un giorno all'altro mi è arrivata una telefonata dalla Giovanna, che rappresentava appunto FNP, e la quale mi ha detto che anche loro avevano avuto quest'idea e che se fosse stato possibile fare qualcosa insieme. E così ci siamo conosciute, abbiamo riunito le nostre forze, in un mese e mezzo abbiamo realizzato tutto quello che si doveva realizzare con tutta la burocrazia del caso e il 15 luglio finalmente siamo riusciti a creare questo evento a Trava con la proiezione del film Piccolo Corpo, aprendo le chiese di Trava, che non è riconosciuta solo per il santuario ma anche per altre chiese, tra le quali San Michele, che è una chiesa del 1300, accogliendo oltre 400 persone sul territorio. A parte questo è stato un successo perché tuttora diversi visitatori arrivano dal Friuli, ma diverse chiamate anche da fuori, chiedendo di poter visitare il santuario. Ci siamo organizzati con un gruppo di volontari per poterlo aprire alle richieste e speriamo che insomma questo progetto possa avere lunga durata e possa evolvere e sfociare anche in altre belle situazioni come queste. Grazie allora a Gabriella. Vedete come talvolta delle manifestazioni, delle iniziative possono fungere da volano, no, per la cultura, per l'economia di un territorio. Da Trava di Lauco torniamo alla realtà, torniamo ad Aviano, a Loiale, andiamo a conoscere la coordinatrice didattica di questa struttura alberghiera. Siamo ospiti quest'oggi dell'Oial di Aviano, questa struttura eccellente che forma i professionisti della ristorazione, della cucina, della pasticceria
del futuro. E chi meglio allora della coordinatrice didattica Tania Della Libera può darci insomma delle informazioni su questa struttura, ma soprattutto raccontarci come qua si diventa i professionisti di questo fantastico mondo della cucina, territori importanti come l'Italia e il Friuli Venezia Giulia che offrono veramente delle grosse prerogative. Ben ritrovata e grazie veramente Tania. Grazie a voi, grazie a voi. Ecco, ci racconti un po' questa struttura, come nasce e soprattutto chi forma? Allora, nasce, l'anno prossimo compiamo giusto 40 anni, quindi ha una tradizione sul territorio abbastanza importante. Nasce sull'onda di un'altra tradizione ancora più, diciamo, antica, che è quella dei ragazzi che della Pedemontana andavano a lavorare a Venezia nei grandi hotel. Quindi la scelta è legata sia a una situazione storica e consolidata, sia alla presenza di questi personaggi che hanno lavorato al Danieli e altri grandissimi hotel dell'area veneziana. Per cui lo IAL Friuli Venezia Giulia di Aviano nasce 40 anni fa e da quel momento forma ogni anno circa una sessantina, settantina di ragazzi che entrano e poi escono in 3 percorsi che sono la pasticceria, la cucina e la sala. Noi siamo 3 anni di obbligo formativo, quindi sono ragazzi minori che qui incominciano a capire quale sarà la professione futura. Ecco, che aria si respira quando effettivamente si insegna un qualcosa a questi ragazzi che effettivamente poi tra qualche anno saranno loro per prepararci le pietanze, magari portando avanti la nostra tradizione culinaria friulano-veneta. In realtà loro già lo fanno normalmente, cioè ci stupiscono ogni giorno perché ogni giorno loro preparano un pranzo e servono un pranzo e preparano i dolci, quindi questa cosa qua la cominciamo già fin da subito a sperimentare. La gioia è vederli poi realizzati nel mondo della ristorazione come moltissimi dei nostri ex allievi sono riusciti a diventare anche chef manager di importanti chef stellati, quindi diciamo che la carriera volendo è assicurata in questo settore. Quanti ragazzi e quante ragazze avete e soprattutto poi quante persone poi una volta uscite trovano effettivamente subito lavoro? Allora, noi in questo momento abbiamo circa 200 ragazzi, di cui un centinaio sono diurni e un centinaio invece vivono qui dal lunedì al venerdì perché abbiamo anche un convitto, quindi arrivano anche da fuori. Quindi c'è anche la possibilità di fare un'esperienza anche di socializzazione diversa rispetto a una scuola, tra virgolette, tradizionale. E diciamo che la richiesta del mercato è molto più grande rispetto alle persone che si qualificano. Se hanno voglia, tutti trovano lavoro, senza nessun problema. Più maschi o più femmine che si approcciano Siamo a queste? circa a metà, dove c'è una prevalenza di ragazze nel mondo della pasticceria, mentre una prevalenza di ragazzi nel mondo della cucina. Nella sala abbiamo più o meno, sono equivalenti. Allora, io ringrazio Tania per questa sua, diciamo così, analisi della scuola, dell'istituto che lei dirige e coordina. Ovviamente avremo altre occasioni per parlare dello IAL, a maggior ragione, insomma, i 40 anni sono un risultato e un anno importante per questo istituto. Io vado di nuovo in compagnia di Loris perché chiudiamo questa puntata speciale di Parliamone. Siamo giunti al termine di questa puntata, questo speciale di Parliamoci. Tanti ospiti, tante persone che sono intervenute, i saluti finali come sempre prospettano a Loris Pasut. Ben ritrovato Loris. Alberto, hai visto appunto la varietà delle persone che si sono presentate qui e sono tutte persone come dire, importanti per l'organizzazione, ma ricoprono anche ruoli importanti nella società civile. Noi di questo godiamo. Quindi chiudiamo questa trasmissione con l'augurio da parte nostra, da parte della mia segreteria, da parte di tutto il gruppo di lavoro, a voi, alle vostre famiglie, cari telespettatori, continuate a seguirci perché se voi ci seguite noi siamo entusiasmati a operare e a fare ancora meglio. Quindi l'appuntamento che vi diamo è a gennaio 2023. Buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. Rimanete con noi, buon Natale anche da parte mia e un arrivederci al prossimo anno.